Sicuramente oggi è un momento importante perché avere a disposizione un organismo che rappresenta i territori e che diventa l'interlocutore diretto del Consiglio regionale e della Giunta per tutti quei provvedimenti programmatori ma anche amministrativi che hanno a che fare con la vita quotidiana degli enti locali. Si apre una fase nuova nel rapporto tra istituzioni e auspichiamo la collaborazione innanzitutto dei componenti eletti, ma poi anche di tutti gli organismi territoriali che hanno come riferimento questo nuovo Consiglio delle autonomie locali. La prospettiva è quella di produrre un'attività legislativa che sia più rispondente ai fabbisogni del nostro Veneto, ma anche rispettosa di quelle che sono le prerogative di ogni istituzione. Quindi semplificare possibilmente i processi, dare voce alle nuove istanze che riguardano la nostra regione e insieme dare una risposta diretta e migliorativa ai servizi dei cittadini. Allora, volevo prima dare delle notizie riguardanti i votanti, che sono stati 122 per un totale di voti espressi 140. I risultati sono i seguenti. Allora, i 4 componenti dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono i seguenti: Cappelletto Alberto per il comune di San Biagio di Calalta, Treviso, Giannella Davide per il comune di Piove di Sacco, Padova, Marcon Stefano per il comune di Castelfranco Veneto, Treviso e Padrin Roberto, sindaco di Longarone per la provincia di Belluno. Poi ci sono i 6 componenti per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Risultano eletti il sindaco Bassi Gabriella, sindaco di San Pietro in Padova, Girardi Andrea, sindaco di Minerve Verona, De Bon Mario, sindaco di Sospirolo Belluno, Pivetta Fausto, sindaco di Pramaggiore Venezia, Santucci Elisa, sindaco di Monteviale Vicenza e Piasentini Vinicio di San Martino di Venezia Rovigo. Per quanto riguarda i 2 rappresentanti dell'Unione dei Comuni, risultano eletti Polo Alberto, Unione dei Comuni di Città della Riviera del Brenta, Trevisan Lucio, Unione dei Comuni di Colli Uganei, mentre per l'Unione dei Comuni montani, che ricordo avevano un rappresentante in Consiglio delle Autonomie Locali, risulta eletto Belfi Domenico dell'Unione Montana della Val del Boit.